No, no, assolutamente no. Posso dire una cosa, voglio dire che il pubblico di Verona ogni volta che vengo a giocare qua mi fa sempre più schifo, veramente, perché è inaccettabile questo pubblico. Hai detto tu. Grazie Mario Balotelli. Riccardo. Beh, insomma, una dichiarazione che probabilmente farà discutere. Del pubblico di Verona ho detto che ogni volta che vengo qua mi fa sempre più schifo, perché con questi a me o a altri cioè, non si va da nessuna parte, sono persone poche o mature, tutto qua. No, prima di tutto volevo fare un grosso in bocca al lupo e gli auguri a Chivu di pronta guarigione. No, sinceramente non dovete chiederlo all'Inter, però visto quello che è successo è giusto da parte nostra, perché poi alla fine la partita finisce, però il ragazzo insomma, merita rispetto a prescindere da tutto quanto, e quindi il più grosso in bocca al lupo per lui di pronta guarigione, speriamo di vederlo nel giro di 2 settimane magari in campo pronto per rigiocare. Poi riguardo Balotelli, allora, tenderei a precisare una cosa: gli unici bu che ho sentito sono stati nei confronti di Luciano, prima cosa. Seconda cosa, se un professionista non accetta i fischi, li accetto io, accetto gli insulti io, accetto tutti quanti qua. Mi sembra che una volta finita la partita è finito tutto. Qua si sta esagerando, mi sembra, perché sentivo parlare del sindaco, la città, cioè Balotelli non si deve permettere di offendere la città, perché non ha fatto niente di grave, non è successo niente. Mi sembra che ogni volta si tenda a strumentalizzare questa cosa. Qualcuno ha qualcosa da chiedere, sono qua. Anche Mourinho ha detto: ragazzo, ogni tanto insomma, deve capire bene quello che deve dire e non dire. Probabilmente lui ormai, dopo quello che gli è capitato con la Juventus eccetera, ha un po' la fissa che al primo può scambiare il fischio per il coro, ma credo che, cioè, se lei conferma che ci sono stati solo fischi, cioè ha parlato sul... C'ero solo io, c'eravate anche voi. Allora scusate, no. Va bene, allora dato che ci sono dei suoi colleghi che l'hanno sentito, ci siano stati soltanto fischi. Benissimo, allora i bu io li ho sentiti solo con Luciano, però non per quello si va a dire che Milan, io non so chi li ha fatti, io li ho sentiti, poi chi li abbia fatti non sto qua a sindacare, cioè non credo che li abbiano fatti i miei, gioco ogni domenica, quindi. Anche perché dei neri ce ne sono, che nel Chievo. Sì, no, ma a parte questo, cioè adesso non è che stiamo, mi sembra che il problema non è che sia il colore della pelle di Balotelli, il problema è magari l'atteggiamento che magari istiga a questo. Dopo, se non si accettano i fischi va benissimo uguale, allora ditemi che non si può fischiare e vedremo di operare in merito. Presidente, io scusa, quindi lei dice che è inaccettabile l'atteggiamento di Balotelli rispetto ai fischi, se ci fossero stati invece degli urlati che lei non ha ascoltato? No, che non ci sono stati, no, non ci sono, no, non è che non li ho ascoltati, scusi, io ero allo stadio, non so se lei... Benissimo, e non ha sentito quelli di Luciano? Benissimo, allora, benissimo. Balotelli. Allora, i bu non ci sono stati. Allora. Se ci fossero stati lei comunque inaccettabili. I bu sono inaccettabili per come li vedo io, però alla fine se uno li fischia, non è che questo deve permettersi di offendere una città perché uno lo fischia. Adesso non scherziamo veramente, perché sennò dopo qua diventa la giungla completa. Chiaro? Grazie, Presidente. Ascolta, Presidente, di questa sconfitta invece? No, guarda, meglio non parlarne.